Successo di partecipazione all'edizione 2017 di Mangia e Passia a Ioppolo Giancaxio, compresa nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente Piccola Grande Italia. Ascoltiamo in proposito Claudia Casa, direttrice di Legambiente. Anche questa terza edizione va in archivio e fa registrare un grande successo di visitatori, nonostante le prime 2 ore siano state funestate in qualche maniera da una pioggerellina fitta che avrebbe anche potuto scoraggiare appunto la gente che invece si è riversata copiosamente sulla piccola piazza di Ioppolo Giancaxio e che quindi per una volta ancora ha decretato un successo di consenso verso questa manifestazione che ormai è diventato un classico del 2 giugno all'interno della nostra campagna Voler bene all'Italia, piccola grande Italia. La gente è rimasta molto soddisfatta sia per quanto riguarda i momenti di animazione e di spettacolo che hanno soddisfatto i gusti di tutti quanti. Questa infatti è un'iniziativa che non ha un target specifico ma si rivolge alle famiglie da questo punto di vista. Per tutto quanto fa da collante ovviamente il buon cibo e dobbiamo dire che quest'anno veramente sulla piazza sono confluiti tutta una serie di piccoli produttori, di piccole aziende che hanno fatto veramente grande il nostro festival perché la qualità è stata molto elevata grazie anche al contributo di Slow Food che ci ha aiutato a selezionare questi piccoli produttori della nostra provincia, quindi dell'Agrigentino, e grazie anche agli operatori locali che si sono messi prontamente a disposizione. Ci sono state tantissime proposte gastronomiche, ne voglio citare una in particolare perché si tratta di un piatto povero della tradizione ioppolese, è la frascatula, povero perché essenzialmente è fatto con acqua e farina che viene però poi arricchita con i cosiddetti sapori dell'orto, cioè con quello che uno si trova nel proprio orto e che viene appunto aggiunto a questa mistura di acqua e farina. È stata molto gradita dal pubblico e ci ha dato anche un indirizzo per le edizioni future di Mangia e Passia che saranno appunto volte alla riscoperta appunto di queste pietanze tipiche. Vogliamo ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale di Ioppolo con in testa il sindaco Angelo Giuseppe Portella perché per il 3° anno consecutivo ha creduto in questa scommessa e ci ha dato fiducia e l'assessore Enzo Carruba che con grande pazienza e con grande entusiasmo ci ha dato una grossa mano d'aiuto perché l'iniziativa andasse a buon fine. L'appuntamento è per il 2018 con il nostro piccolo festival del cibo di strada. Davide.